A proposito di Udogie, Danilo, il prossimo avversario del Napoli sarà proprio l'Udinese. Con Cioffi, ci racconti un po' come è cambiata? Secondo quella che è la tua prospettiva, io sono riuscito a seguire qualche partita dei friulani, stanno navigando in una situazione di classifica tutto sommato gradevole, insomma, per il patron Pozzo. Resta comunque quella che è un'impostazione di una squadra che è chiaramente molto fisica, però al proprio interno poi ha dei calciatori Bella di grande individualità, qualità. sì, sì. Di grande qualità. Secondo me addossare tutti i meriti a Cioffi o addossare tutte le colpe a Gotti non è giusto. Le No, no, cose non, infatti. non funzionavano inizialmente a livello generale, e quindi metto tutto il gruppo squadra, la dirigenza, l'allenatore, eccetera, eccetera. Adesso hanno trovato una quadratura, hanno trovato un assetto tattico, hanno trovato unità di intenti, perché poi dopo, quando ti trovi a fare un campionato al di sotto delle aspettative e ti trovi impelagato nelle sabbie mobili, hai due reazioni: una, questa che stanno avendo loro; due, ti lasci trascinare, arriva l'anno orribile come sta magari accadendo al Genoa e ti trovi impelagato per non retrocedere e non riesci più ad uscirne. L'Udinese è una squadra che ha dei valori, perché comunque al di là di Udoge, Samias, Zoppi, sono tutti 2002 di grandissima prospettiva. Secondo Ha dei me valori. Molina sta facendo davvero bene, eh? Al di là dell'ultimo Molina poi ha gol dei valori come spettacolare alla Pereira, Roma. come Delofeu, ha dei Lo fai. valori, ma che È insomma, Beto davanti. giocatori importanti, Sì. quindi è un organico che deve tranquillamente stare a metà classifica e valorizzare, continuare a valorizzare i giovani, cosa che a Udine sono molto bravi a farlo, per cui hanno ripreso la retta via, meriti sicuramente al gruppo, a Cioffi e a tutti quanti, però diciamo che all'inizio era tutto il sistema che non funzionava, che si era inceppato, e per fortuna è inceppato solo momentaneamente e non in maniera irreparabile. A proposito, Danilo, possiamo dire che ormai è dell'Udinese, no? Destiny. Sì, sì, no, ma era già Cioè, un'operazione se non vado impostata. errato, era tipo un prestito con obbligo a Sì, certe no, ma era, condizioni, era giusto? stata trovata una formula conveniente per tutti in quel momento, ma è sempre stato tutto nell'Udinese. Non c'è mai stato Cioè, dubbio. praticamente, secondo me, alla fine la condizione è la salvezza dell'Udinese. Erano condizioni talmente facili da raggiungere che sono state raggiunte, quindi era un'operazione, diciamo, comoda, strutturata comoda per entrambi i club, ma Udoge era meglio. Anche perché l'Udinese non fa mai operazioni mezze e mezze per nessuno, è storica, almeno su calciatori di quell'età, di quel profilo, fa operazioni a titolo praticamente definitivo o simile, perché poi dopo è un patrimonio che mette in mostra e che va a vendere. Giustamente. Che poi infatti è molto giovane, 19 Sì. anni. Io pensavo ne avesse 23-24, invece No, 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 è ancora un molto. 2002 come gli altri due che sono in rosa, che sono è tutti proprio giovane. fortissimi, che hanno l'ambiente più giusto, più sano per poter crescere e migliorare e poi diventare i calciatori da club ancora di più. Fatecelo un pensierino per il Napoli. Qui non si sa che fine facciamo la settimana, come si dice, l'estate prossima. Sì. Gulam che scade il contratto, e Mario Rui che pure dice che non Che sa potrebbe andare se vuole via. restare o no. Fatecelo un pensierino per il Napoli. Si può fare? Intanto io direi di stare concentrati sul presente, ragazzi. Il Napoli sta giocando un obiettivo importante. Certo. Un plauso veramente a Spalletti e a tutti quanti, perché il Napoli, al di là di qualche passo falso che poi alla fine hanno avuto tutte, e sta lì e se la può giocare, ragazzi, sono rimaste, cioè, siamo sul pezzo immediato, perché quest'anno come non mai pensavamo tutti che l'Inter facesse il vuoto e non l'ha fatto, e quindi si sta lì, e oggi stai veramente a giocarti qualcosa di grande. Io sarei molto concentrato su adesso, poi al dopo c'è tempo, non c'è problema.